Dopo l'aggressione avvenuta a Lignano Sabbiadoro nella tarda serata del 15 giugno scorso ai danni di una coppia di turisti austriaci aggrediti e malmenati per futili motivi da due giovani, i carabinieri della stazione balneare hanno identificato i presunti autori, nei confronti dei quali è stato proposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune rivierasco per 3 anni, poi emesso dal questore di Udine e notificato dagli stessi militari. Questa attività è l'esito degli incessanti controlli eseguiti dai carabinieri dall'inizio della stagione estiva. Già a partire dal 1 giugno scorso, come peraltro attuato anche negli scorsi anni, il Comando Stazione Carabinieri di Lignano, comunque operativo durante tutto l'anno, è stato rinforzato con un consistente numero di uomini e mezzi provenienti da altri reparti del Comando Provinciale di Udine per contribuire ad assicurare la sicurezza nella località balneare nei periodi di vacanza. Oltre a garantire un'attività preventiva dell'Arma attraverso pattuglie che operano nell'intero arco della giornata, è stato ampliato altresì l'orario di apertura del presidio per la ricezione del pubblico finalizzato ad agevolare i turisti e i residenti che per qualsiasi necessità hanno bisogno di rivolgersi ai carabinieri. In questo inizio di stagione i militari dell'Arma hanno controllato 1048 persone, 521 veicoli, nonché 15 richieste di soccorso. Le attività rafforzate dell'Arma dei Carabinieri nella località balneare proseguiranno per l'intera stagione estiva, con l'intento di far trascorrere ai turisti una vacanza in sicurezza.